Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, replay da Teleeuropa Network, lunedì 29 ottobre 2018 in Serie B. Ieri nel posticipo ha pareggiato il Crotone sui titoli di coda contro la Salernitana per 1-1, ha perso il Cosenza Brescia. Vedremo gli highlights di queste due partite e sentiremo poi anche l'allenatore del Crotone, Stroppa, quello che ha detto nel post gara. Poi andremo a vedere anche gli highlights che riguardano il Rende, in particolare la vittoria in trasferta sul neutro di Brindisi contro la Virtus Francavilla. Il Rende ha vinto per 2-1 e poi vedremo anche gli highlights del Catanzaro e della Regina. Ed io vado a presentarvi subito gli ospiti di questo pomeriggio. Come al solito con noi Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport, buonasera, il nostro opinionista, e poi abbiamo Franco Giugno, l'allenatore ex Rende, Gallipoli, Brindisi, chi più ne ha più ne metta. Grazie Franco per aver accettato l'invito. Ci parlerai della parte tecnica, naturalmente, di quello che è successo ieri sia in Serie B che in Serie C, e poi abbiamo un ragazzo di prospettiva, un difensore centrale che gioca nel Rende, si chiama Alessandro Minelli. Grazie Alessandro per aver accettato l'invito, complimenti perché hai segnato pure tu su calcio di rigore, poi vedremo gli highlights e poi te li farò commentare perché tu eri in campo, noi eravamo invece dall'altra parte. E grazie ad Aldo Cenno, il nostro compagno di viaggio e d'avventura. Voglio sapere se oggi sei calmo, tranquillo. È carico. Ah, è carico, come no, vabbè, mister, lui è sempre carico, da questo punto di vista non ci sono assolutamente problemi. Dunque, ci eravamo lasciati col discorso delle squadre, 19-22, nei giorni scorsi si era espresso il TAR del Lazio, dice riportate la B a 22 squadre. Una levata di scudi subito dopo, nelle ore successive, da parte di tutti i presidenti delle 19 squadre, compreso il presidente di Serie B Balata, dice no, non ci stiamo, hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato e dopo 48 ore il Consiglio di Stato ha deciso il format della Serie B deve restare a 19, però non è finita perché domani c'è un Consiglio federale e il neopresidente Gabriele Gravina ha indetto appunto questo Consiglio federale. Vedremo se prenderà atto di questa decisione definitiva, perché dopo il Consiglio di Stato non c'è più nulla, non si fa più da nessuna parte. Alessandro Russo, giusto in un minuto se vuoi riassumere. La vicenda assume i toni sempre più grotteschi. Il calcio italiano sta vivendo un'estate, ha vissuto un'estate bizzarra e vive un autunno ancora più grottesco. Con questo balletto sui format avevamo detto bene, avendo assistito di persona proprio alla genesi del pasticciaccio, perché Balata al termine di un consiglio di Lega, un'assemblea di Lega, scusate, a Milano, aveva detto chiaramente che i presidenti e lui erano per il blocco dei ripescaggi, lo hanno detto nel mese di luglio e lo hanno confermato muro contro muro. Di mezzo c'è una decisione organizzativa ma anche una decisione economica, perché chiaramente bisogna fare un buon servizio anche ai telespettatori e a chi intende da casa che ci sono in ballo una bella fetta di quattrini da dividere o a 22 o a 19, cambia abbastanza, quindi è evidente che la situazione rimane negativa per quello che si legge. Poco fluida a mio avviso per le 22 squadre, possibilista per un'acquisizione in corsa dell'Entella, che darebbe la possibilità di varare una B almeno equa sul piano delle partite, dove dovrebbero recuperare le partite le squadre che non hanno giocato e poi si giocherebbe anche l'ultima gara, anche perché in questo momento, ricordiamo, lato Calabria, lato Cosenza, il Cosenza è appeso a questo ultimo turno virtuale che potrebbe essere una spada di Damocle, giusto per fare è vero, dovrebbe riposare riposare. Ne abbiamo parlato sabato anche al telefono con Franco, conversando sulla partita, guardando la classifica il Cosenza sarebbe pronto l'agguato finale in questo momento, perché facciamo finta che la prossima ci sia l'ultimo turno, il Cosenza dovrebbe riposare e dovrebbero giocare solo 3 squadre. Il Cosenza sarebbe praticamente con la pistola piantata in testa, con una retrocessione probabile. Cioè, cosa vuol dire? Che questa Serie B zoppa per il Cosenza è un bel problema. Franco Giugno, allora io prima di andare avanti è arrivata una notizia, salutiamo Elio Principato che ce l'ha comunicata perché chiede
agli organi federali, naturalmente alla società del Cosenza Calcio, di far osservare domani un minuto di raccoglimento perché è venuto a mancare un tifoso del Cosenza, Francolino Ciccionardi. Franco Giugno, era amico tuo? Sì, un carissimo amico. Le condoglianze naturalmente alla sua famiglia. È stata una scomparsa tragica, sembra non vera. Un ragazzo di tanta salute, non lo so se tu lo conoscevi di persona, ma un ragazzo enorme fisicamente, cioè un ragazzo davvero con tanta gioia di vivere, tifoso del Cosenza fino allo stremo, quindi non si perdeva una partita. Quante volte è andato a vedere la squadra in trasferta, è nato tifoso, cioè, con le stigmate del tifoso rossoblu. Va bene, alla famiglia allora... Facciamo le condoglianze alla famiglia, ma soprattutto io direi proprio di riflettere un attimino per la scomparsa sua, più che perché il danno più grande, ahimè, lo ha subito lui che non ha nemmeno 40 anni, ecco. Non aveva purtroppo. Franco, mi vuoi dire qualcosina, giusto se vuoi aggiungere qualcosa, perché tu quando sei stato ospite qui da noi sei sempre stato, come dire, abbastanza duro nei confronti sia della federazione per quanto riguarda la riforma dei campionati. Quello che dicevi naturalmente quest'estate si sta avverando. Ma io sì, è mica cambio di una virgola, nel senso, quando, non so se tu prima hai detto, Alessandro, ha usato la parola riposo il Cosenza, alla fine mi vengono in mente i campionati di seconda categoria e di prima categoria, dove riposano a volte delle squadrette dilettantistiche. Quindi bisogna riformarlo al più presto e a tutti i costi questi campionati italiani, perché non se ne può più. I presidenti, non lo so fino a che punto gli conviene fare la guerra per rimanere a 19, perché le squadre che si devono salvare a 19 squadre hanno 6 partite in meno da giocare. E 18 punti in palio, quindi che non lo ci so sono fino a al che momento. punto, perché da una parte prendono più soldi e loro lo fanno per questo, è ovvio. Lo dicono tutti. Nessuno dei nostri presidenti è Don Chisciotte, quindi lo fanno per i soldi. Dall'altra parte però il rischio retrocessione aumenta ancora di più, perché le squadre che non hanno nelle loro ambizioni la vittoria del campionato, quindi la seconda parte della classifica. Bene. Allora io voglio sentire Aldo Cenovo brevemente su questo e poi andiamo a far conoscere Alessandro Minelli, difensore, dicevo, delle rende, perché poi intorno alle 16 deve lasciare perché ci sono in corso l'allenamento del rende. Pensavo che solo Totò, Peppino e Fabrizi ci facessero ridere, invece mi accorgo che ci stanno facendo ridere questi signori, gli organismi che attualmente dirigono il calcio di Serie B, ma non solo di Serie B, perché anche la Serie C sta subendo lo stesso trauma. È un trauma per tutti, per i calciatori, per i giocatori, per la società. Io penso che c'è un forte legame tra i 19 per un interesse economico. Questo ormai non deve sfuggire più a nessuno. Lo abbiamo preso, l'abbiamo sentito, ma anche oggi, stamattina, durante il cammino che facevo per andare a Catanzaro, ho sentito il presidente della B a Rai 1 che parlava e diceva che in effetti è difficile che si possa non attenersi a quello che il Consiglio di Stato ha deciso. Però c'è un problema, ci hanno fatto una domanda sull'Entella e sull'Entella ci sono ancora possibilista, insomma, delle possibilità, perché l'Entella il 6 novembre va, mi pare, al TAR. Però io resto dell'avviso che veramente è scandaloso tutto quello che avviene, ed è scandaloso il fatto che a decidere ci sia la magistratura ordinaria e non la magistratura del calcio. Qui non c'è, che cosa c'entra la magistratura ordinaria? Qui è il calcio che non ha la capacità, la forza, la determinazione di prendersi le sue responsabilità. Benissimo. Sta prendendo in giro 6 squadre, ha preso in giro, sta prendendo in giro anche le 19 squadre, sta prendendo in giro il mondo del calcio della Serie B. È una cosa vergognosa e secondo me o si mette immediatamente fine a tutto questo schifo che è avvenuto, oppure veramente il calcio è meglio che chiude. Benissimo, grazie ad Aldo Cenovo per questo suo primo intervento. Un'ultima ora, Alessandro. Un'ultima che non riguarda questo, però è una notizia abbastanza gustosa, quella che è relativa alla panchina del Real Madrid, perché si diceva che Conte fosse il favorito, invece nei blancos la politica anche di spogliatoio conta molto. Come no? In questo momento Carlos Solari, allenatore del Castiglia, della squadra B del Real Madrid, avrebbe superato Antonio Conte. La situazione è ancora fluida, però c'è un contropiede, quindi Antonio Conte in ballo, ma attenzione a Solari che sta avanzando. Però non lo so io se lo sta superando Solari o se Conte
Ho letto da molte parti. Sì, perché sappiamo che quando c'è un avvicinamento del Milan che siamo molto titubandi a sposare questo progetto Real. Grazie ad Alessandro, perché Alessandro si interessa di calcio anche internazionale per quanto riguarda appunto il suo giornale, la Rosa e la Gazzetta dello Sport. Allora, introduciamo, come dicevo prima, Alessandro Minelli, perché più tardi ci dovrà lasciare. Ci saranno gli allenamenti, dicevo, il Rende riprende gli allenamenti, perché sabato prossimo poi il Rende, con inizio alle 20:30, giocherà il derby al Marco Lorenzon contro la Regina. Allora, classe 99, ti introduco io, tu sei di Monza, giusto? Esatto. Scuola Inter, e poi vai avanti, vai avanti tu. Sono andato un anno in prestito al Pescara e dopodiché una bella stagione col Pescara, l'Inter non ha deciso di offrirmi un nuovo contratto. Il Pescara non ha voluto riscattarmi, quindi ho avuto questa grande possibilità di andare in Serie C. Quindi com'è nato questo interessamento del Rende nei tuoi riguardi? Che c'ha un ottimo apparato di scouting il Rende Calcio, Sì, il direttore Martino mi ha seguito molto e alla fine ho deciso di andare lì, che comunque la società ha un grande... Io volevo salutare il presidente Fabio Coscarella, che so che ci segue, e ringrazio naturalmente l'ufficio stampa, Francesco Pirillo e tutto il resto, anche il nostro amico Sprovieri, Carlo Sprovieri. Questa volta non ho sbagliato il cognome perché poi si va a braccio, io non ho nulla di scritto e quindi mi aiuto con la mia memoria. Allora, che ambienti hai trovato e questo Rende che è partito bene, poi avete avuto un po', diciamo, una leggera flessione, poi 3 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e siete lassù nei piani alti, insomma. Esatto. Questo Rende di Modesto sta andando veramente forte. Sì, ho trovato subito un grande ambiente, molto disponibile ad accogliermi, poi abbiamo avuto un grande inizio di campionato con subito 3 vittorie, poi abbiamo avuto purtroppo 3 sconfitte di fila, contro 3 avversari molto tosti, molto difficili, e poi ci siamo rialzati alla grande facendo 3 vittorie. Questi non pareggiano mai, Sì, non pareggiano mai, sì. Praticamente le mezze misure, il Rende Calcio le mezze misure non le conosce. O vince o perdi. È vero o no? O si vince o si perde. Speriamo che insomma, il Rende possa continuare a vincere. Va bene, e questa è l'introduzione del nostro Minelli, poi ci parlerà... C'ha mercato ovviamente, Franco. Bravo, allora ti do subito la parola perché nessuno meglio di te... No, ha mercato perché è il giovane più in vista insieme all'Acqua del Rende. Chiaramente è un... Non me lo fai salutare qua, perché da quando è stato qui ci segue sempre, eccetera, è un ragazzo pure molto simpatico. Insomma, Minelli sta scomodando diversi osservatori, sono venuti anche dei direttori a vederlo di persona, il suo procuratore Cavadini è stato già allertato, sono arrivate per la cronaca 2 offerte, due interessamenti al Rende Calcio, e è stato contattato da un altro club importante del sud, il procuratore. Quindi il giocatore è sotto osservazione, essendo un 99, c'è penuria di difensori centrali, è un giocatore che deve dimostrare ancora, però la cronaca del mercato dice che Minelli è uno dei pezzi pregiati per il prossimo mercato, non dico invernale, ma potrebbe essere per quello estivo. Hai visto Minelli che belle parole che ha avuto nei tuoi riguardi il collega Alessandro Russo. Allora io intanto vado a ringraziare Enzo Leonetti in regia, Giuseppe Costanzo e Luca Chita alla messa in onda, e oggi c'è Michele Cava, grazie Michele, a dirigere la Camera. Andiamo subito con i risultati e la classifica della Serie B, poi partiamo immediatamente con gli highlights dopo aver visto naturalmente i risultati, quello che è successo anche ieri sera, il posticipo tra il Crotone, come dicevo in apertura, e la Salernitana che è terminata 1-1, e vedremo poi gli highlights subito di Brescia Cosenza. Andiamo con i risultati, Enzo Leonetti, grazie, eccoli qua. Allora, Benevento batte Cremonese 2-1, Brescia batte Cosenza 1-0, Crotone Salernitana 1-1, Foggia Lecce 2-2, gran bella partita. Poi ho visto un Bizzarri in grande spolvero, non lo dico per dire, ma ha un suo significato questo Bizzarri. Sicuramente. Mi riferisco al portiere ex udinese, 40 anni, è sempre uno dei migliori in campo. Verona batte Perugia 2-1, Livorno Ascoli 1-0, poi c'è stato uno 0-0 tra il Padova e lo Spezia, poi Palermo-Venezia 1-1, vinceva la formazione del Venezia allenata da Zenga, che è stato pure espulso per 1-0, poi il Palermo sui titoli di coda è riuscito a pareggiare. E poi a Pescara il Cittadella ha battuto la formazione di Bepi Pillon, che domani sera sarà qui a Cosenza, attualmente è primo in classifica, la capolista, per 1-0. Andiamo a vedere la classifica generale, eccola qua.
grazie a Leonetti. Pescara con 18 punti al comando, poi il Verona segue con 17, a 16 punti il Benevento, a 15 il Palermo, a 14 abbiamo Cittadella e Brescia, con 13 punti Salernitana, Lecce e Spezia, 11 Cremonese insieme al Crotone, a 9 punti l'Ascoli, ad 8 il Perugia, 7 punti Cosenza, e qui andiamo nella zona grigia, rossa come la vogliamo definire. Cosenza e Padova con 7 punti, Venezia con 6, il Carpi che ha riposato 5 punti, Livorno 5 dopo la prima vittoria di Lucarelli, e il Foggia che si è portata a 5, però il Foggia aveva 8 punti, signori miei, di penalizzazione. Questo significa che praticamente virtualmente ha 13 punti il Foggia, no? Nella realtà. Con quelle squadre, Franco, se abbiamo di nuovo la classifica. La vogliamo far rivedere la classifica a Leonetti? Per rendere edotto della problematica di una Serie B sghemba per quanto riguarda la classifica. Ci sono squadre in fondo, sicuramente il Livorno, ricordo, ma se non erro anche il Carpi e il Venezia, ma mi sembra il Livorno sicuramente, è un'altra squadra che hanno una partita in meno. Cosa vorrebbe dire? Che siccome il Cosenza deve riposare, il Cosenza sarebbe in questo momento meritatamente in zona salvezza, ma con la spada di Damocle di squadre che devono giocare ancora una partita. Questo è l'asset di questo campionato. Detto questo, la classifica, torniamo in studio, grazie. Dopo un giro importante di partite, dopo 9 partite comincia a dire i suoi valori. Non c'è bisogno di fare troppe piroette né di saltare da una parte all'altra dal punto di vista logico espressivo. La classifica è questa, i numeri sono la cartina al tornasole dei valori delle squadre, e la classifica, ahimè, comincia ad inquadrare una zona alta e una zona bassa, bella e definita, con delle squadre che hanno le caratteristiche e l'organico per puntare alla Serie A, e altre che dovranno lottare fino all'ultimo per la zona bassa. Parliamo del Cosenza subito per entrare in vivaressi. No, per Cosenza non volevo sentire un giro. Sulla classifica dicendo che chiudiamo sulla classifica, poi i nomi delle squadre e il loro organico dicono che difficilmente la zona sinistra della classifica produrrà una squadra che dovrà retrocedere. Vedo davvero improbabile anche che una squadra della zona bassa, tranne qualcuno che inventerà un filotto, potrà concorrere per la Serie A. Quindi, a mio avviso, la classifica in un certo senso si è già polarizzata. Franco Giugno, allora non mi pare che ci sia una squadra ammazzacampionato in queste prime partite di campionato, io credo che ancora ci sia, come la inquadri la abbastanza situazione? Piatta? Non ci sono delle squadre che hanno allungato in modo decisivo, né dal punto di vista del risultato, tanto è vero che ci sono 7-8 squadre in 3 punti, e né dal punto di vista del gioco, perché se noi vediamo il Pescara che ieri ha perduto e comunque non è tra le squadre favorite della vigilia del campionato, perché si potrebbe trovare tranquillamente nell'altra parte della colonna. Quindi il Verona ha fatto una fatica immane a battere il Perugia. C'è 3 punti in più di Cosenza senza aver giocato la partita. Poi il Cittadella stessa, che sta andando benissimo, quando ha giocato contro il Cosenza non è che abbia fatto sfracelli, nonostante sia una squadra che gioca un buon calcio, brillante, brioso, coraggioso. Il Palermo è in difficoltà, il Crotone è in difficoltà, le squadre che sono venute giù dall'A sono tutte in difficoltà, quindi nonostante i paracaduti, i soldi da spendere, quindi non ci sono ancora delle squadre che sono partite con grande decisione. È vero che Cosenza sta dall'altra parte della classifica, però se dobbiamo essere sinceri, al di là di quella sciagurata partita non giocata contro il Verona, e sappiamo di chi sono le responsabilità, ma non ne parliamo più. No, assolutamente no, perché ormai è acqua passata. Però ha giocato a Cittadella, ha fatto una buona partita. Col Foggia ha giocato una grande gara contro la squadra più in forma del momento, quindi ieri è uscita bene dal confronto l'altro ieri con l'avversario, quindi col Brescia. Se il Brescia, come ho letto da qualche parte, si dice sia una delle squadre che pretendono il salto di qualità, e Cosenza se l'è giocato più o meno alla pari. Quindi in questo momento ancora è vero che, come dice Alessandro, ci sono delle squadre, qualcuno in alto ci deve pustare, insomma, però hanno 18 punti, voglio dire. Fammi sentire Aldo Cennamo, perché poi 27, su 27, 18 punti la prima, vuol dire che stanno correndo molto piano, ecco. Aldo Cennamo, e poi volevo parlare anche con Minelli del discorso della Serie C che riguarda il la classifica, soprattutto della parte sinistra,
C'è una classifica che ancora non ha suggellato la squadra che potrebbe primeggiare. Difatti se andiamo a vedere, il Lecce è a 13 punti, eppure è una squadra che il Lecce è a 13 punti, il Pescara è prima. Anche la Salernitana. Mentre dall'altra parte, dalla parte destra, c'è una classifica, è molto più corta, perché da 5 punti ad andare a 9 punti ci sono la bellezza di 8 squadre che possono. Quindi diciamo che ancora il campionato è aperto, che a vedere il gioco e le squadre che stanno giocando non mi ha impressionato nessuno, tranne vedere il Cosenza, poi ne parliamo, giocare meglio di molte squadre che stanno dalla parte sinistra, sì, e che purtroppo non riesce a portare a casa i punti, perché qualcosa nella squadra ancora non funziona. Benissimo, allora io con Alessandro Minelli, prima di andare a fare vedere gli highlights del Cosenza nella appunto partita disputata sabato al Rigamonti, volevo chiedere qualcosina di Serie C. Che Serie C hai trovato, questo girone C, e la formazione che ti ha maggiormente, diciamo, impressionato fino a questo momento di quelle che avete affrontato, perché voi comunque siete nei piani alti, insomma. Sì, comunque il nostro girone, il girone C, è il girone più difficile dei tre, dove ci sono molte squadre che puntano a salire, come per esempio il Catania, il Trapani, che comunque sono squadre che sono sempre stati in Serie A e Serie B, e la formazione con più qualità secondo me era quella del Catania, comunque Lodi, c'era gente, Curiale, c'era gente molto, molto forte che ha fatto carriera, e tutto qua. Quindi tu dici che il Catania praticamente è una squadra che ha sicuramente qualcosa di in più rispetto alle altre, perché certo, anche ieri la Juve Stabia poi ha pareggiato in trasferta contro la Regina. E inquadrami questo Rente, è una squadra fatta da giovani, l'allenatore Modesto. No, il Rente c'è un grande mister innanzitutto che comunque, salutiamo il nostro amico Ciccio Modesto, che comunque ha fatto carriera, ha fatto tanti anni in Serie A, quindi ci può insegnare molto, e abbiamo un grande modulo, tutti che corrono, nessuno che cammina in campo, cioè tutti rincorrono l'avversario, abbiamo un grande gioco e giochiamo al meglio tutte le partite. Ma l'obiettivo qual è di questo Rende? No, prima arrivare alla salvezza e poi... Il nostro obiettivo è sempre la salvezza, poi ci giochiamo tutto. Benissimo, grazie. Allora introduciamo subito il Cosenza e prego Enzo Leonetti, se ce la facciamo prima di andare nella prima pausa della nostra trasmissione. Eccolo qua. Gli highlights di Brescia-Cosenza, Brescia con la maglia blu, Cosenza con la maglia bianca. Alessandro, allora puoi cominciare a parlare, dire quello che vuoi. Cosa possiamo dire? Intanto pioveva a Brescia sabato pomeriggio. 500 tifosi del Cosenza che la dicono lunga su come il Cosenza sia importante per l'area urbana, per la provincia di Cosenza, e su come la Serie B vada difesa in ogni modo. La partita è stata giocata bene dal Cosenza, ma il ma è obbligatorio, perché sta diventando un leitmotiv di una squadra che confermiamo, io confermo. Ecco qua. C'è l'allenatore Franco Giugno e il gol di Maniero. C'è questa posizione di Maniero che però vedi, proprio un frame potrebbe essere. E allora dobbiamo fare i complimenti all'assistente dell'arbitro Prontera, perché quando frame potrebbe essere in fuorigioco, ma davvero in maniera millimetrica. Enzo, me la puoi far vedere il gol del Cosenza di Maniero, per favore? Se riusciamo ho avuto il pregio di avere un blocco immagine sul telefonino, proprio perché mi sono voluto documentare, e c'è praticamente, purtroppo, c'è uno scarpino, qualcosina che lascia qualche dubbio. Evidentemente quando il guardalinea in asse lo vede evidentemente, oppure presume che ci sia l'irregolarità e quindi alza l'istinto. Chiaramente però guarda, sulla destra c'è il signor Cursio. No, il problema non credo che sia Maniero. Però il problema, scusami Alessa, posso dire una cosa? No, io volevo sentire anche Franco Giugno come vede questa situazione. Una cosa sola, bisogna guardare quando parte la palla. Quando parte la palla, Maniero non è in fuorigioco. Va bloccata la palla, va bloccato il concetto allora, con palla in movimento, come dice Alessandro, riesce a capire poco. Siccome lì il guardalinee è assolutamente messo meglio di tutti noi ed è assolutamente allineato alla linea difensiva, solo lui ha potuto vedere qualcosa che noi da qui non vediamo, perché non possiamo dire quello che vogliamo, ma con certezza nessuno di noi può dire niente, quindi solo l'assistente, visto che era messo benissimo, a questo punto di vista comunque ha alzato la bandierina
con molta determinazione, con sicurezza. E qui ci sono un po' di attacchi delle Stavo dicendo che c'è un leitmotiv ricorrente di questo Cosenza che gioca bene, è una squadra positiva, ripeto ancora una volta, questa è una squadra che, dico la parola giusta, è una squadra magica che ha dentro di sé degli arnesi psicologici, emotivi e anche tecnici per fare male a chi che sia, però c'ha pure qualche difetto perché la classifica parla chiaro perché il Cosenza non riesce a fare gol come potrebbe e come dovrebbe. Poi noi siamo riconoscenti a questa squadra e a tutti i giocatori che la compongono. È una squadra che va sostenuta in maniera decisa perché gioca anche in maniera bella. Ecco il gol del Brescia, lo vogliamo Però vedere? succede anche questo nel Cosenza, che non merita alcun commento, ma non merita neanche che io debba dire qualcosa nei confronti del bravo Saracco. Ma bisognerebbe dire anche qualcosa di qualche difensore su questo cross. E cross di Curcio dalla sinistra. Guardiamo un po'. Saracco purtroppo esce in maniera sbagliata e Torregrossa che ringrazia. È un leitmotiv ricorrente, perché se noi andiamo a pensare, il Cosenza recrimina con le partite. Ecco da un'altra angolazione. E con il Perugia, lì chi salta cosa fa? Con il Perugia e con il Livorno. Torniamo in studio che facciamo... Franco, scusami, vorrei dire qualcosa su Passazione. Scusatemi, siccome il dibattito è interessante, mi dicono dalla regia che dobbiamo andare in pubblicità, quindi restate con noi perché il dibattito diventa veramente interessante. Dopo aver visto questi highlights tra il Brescia ed il Cosenza, abbiamo visto il gol, Saracco che aveva effettuato... Sì, c'è, era giusto per chiudere perché sennò andiamo direttamente in pubblicità. Restate con noi, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Replay, lunedì 29 ottobre 2018, c'era Alessandro, avevamo visto gli highlights appunto del Cosenza, del gol di Torregrossa, di questa uscita un po' sbagliata di Saracco e naturalmente c'era anche Minelli che poi mi voleva dire qualcosina perché lui è un difensore, forse glielo faccio dire subito. Poi no, ma non lo volevo concludere però sì, Franco, perché, Alessandro, sì. volevo concludere dicendo che se c'è l'errore del portiere, che è il nostro portiere, è il portiere della promozione, è un ragazzo adorabile, educato, che merita il massimo sostegno, soprattutto a ridosso di una partita importante e decisiva come contro il Pescara. Però c'è un concorso di colpe anche da parte della difesa su questo gol che non va tenuto sotto banco, dicendo che è la squadra che gioca delle grandi partite ma evidentemente ha qualche difetto di fabbrica se poi ne esce sconfitta. E il gol con il Brescia somiglia non proprio nella dinamica dell'azione alle stesse situazioni che abbiamo visto con il Livorno e con il Perugia in casa. È una difesa che in alcune situazioni evidentemente ancora non è pronta, manca pure Capela, però abbiamo fatto una grande partita che va tenuta in debita considerazione, come vanno tenute in debita considerazione delle problematiche oggettive, numeriche, che il Cosenza gioca bene, che avrebbe meritato di più, ma se non ha fatto di più non è colpa dell'imponderabile o solo degli arbitri, ma magari qualche difetto c'è. Franco Giugno, cosa vuoi aggiungere? No, premesso che, come ti dicevo prima a telecamere spente, credo che la linea difensiva abbia fatto un'ottima partita, domenica a Brescia. Purtroppo nel calcio si fanno degli errori, molte volte li paghi a caro prezzo. E lì c'è, come diceva Alessandro, un concorso di colpa, non è solo responsabilità del portiere, ma su quella palla messa da fondo campo, una palla tra l'altro abbastanza lenta, il difensore che era davanti a Torregrossa si è fatto attrarre in modo clamoroso solo dal pallone perdendo proprio il contatto con l'avversario, quindi il concorso di colpa è col difensore centrale che è saltato a vuoto. Madonna mia, questo può capitare, capita Inter Milan. Cioè, ai massimi livelli il Milan ha preso gol peggio di come l'ha preso il Cosenza ieri, cioè più o meno simile, con responsabile portiere e Musacchio, qui con responsabile portiere il centrale, quindi può capitare una cosa del genere, non dovrebbe capitare come dice Alessandro, anche perché anche questa volta la squadra è uscita bene da Rigamonti, cioè, ha giocato una buona partita, soprattutto i primi 15 minuti, il Cosenza ha ben messo in campo con grande autorità, poi diciamo ha ceduto qualche metro di campo nella seconda parte del primo tempo dove il Brescia magari
quantomeno nel possesso palla è venuto su, diciamo, meglio. Poi nella ripresa le due squadre si sono equivalse, quindi il risultato molto più giusto sì. sarebbe stato il pari, e non è la prima volta che Cosenza esce bene, soprattutto dalle trasferte, magari raccogliendo effettivamente molto poco. 3 indizi per una prova, Franco. Quindi evidentemente saranno all'interno dello spogliatoio che cercheranno io sentivo dire di migliorare queste piccole cose. Sentivo parlare Andrea Azzoli, l'allenatore dell'Empoli, che aveva disputato una grande partita contro la Juventus, no? E lui dice: ci fanno i complimenti ogni gara, eccetera, eccetera, però sì, non lo sento nulla. pure io, L'hai sentito pure tu, quindi è inutile che facciamo accademia, cerchiamo di fare punti, le stesse cose che dice Braglia, e lì bisogna metterla dentro. Il Cosenza purtroppo, e lo dobbiamo dire, scusami, Fra, quando va sotto di un gol è difficile che poi riprenda l'avversario. Posso dire io una cosa? E quella non ha la forza al momento, tranne Carpi, caro Franco. Andrea Azzoli ha detto una cosa diversa, cioè Andrea Azzoli che la squadra gioca bene ma raccoglie poco. Ma ha raccolto poco al cospetto di una squadra che è la più forte in Europa in questo momento. Cioè, Braglia è lui che deve cercare, no, di migliorare l'aspetto tattico, l'aspetto, cioè non è che andare in televisione e dico vabbè però dobbiamo fare di più, ho capito, ma sono io facendo che già tanto gruppo, secondo quindi, me. Franco, con la rosa che hai a disposizione in questo momento, anzi a proposito arriva ma io non credo che Braglia sia stato critico con la squadra, che si venda Perina nel mercato invernale e si prenda un giocatore, quindi un portiere esperto per la Serie B, così Saracco naturalmente potrà crescere dietro di lui. Salutiamo Massimo Dionesalvi, Aldo Cennamo e poi sentiamo anche Minelli. Onestamente non me la sento di fare una difesa, ma non per criminalizzare, anzi io ritengo che sia però ha fatto 2 parate importanti prima, Saracco ha fatto 2 parate importanti. In questo momento secondo me non gli vogliamo bene a Saracco. Probabilmente io sono convinto che è vero, c'è un problema nel Cosenza come dal punto di vista dei portieri. Al Cosenza manca un portiere d'esperienza che potrebbe servire anche a Saracco nel momento in cui Saracco, perché quando tu non hai un portiere alla tua portata in panchina e ti senti quasi titolare, probabilmente questa spinta che è necessaria forse ti viene un po' a mancare, senza criminalizzare Saracco, assolutamente. Io penso che il Cosenza abbia bisogno di un portiere di esperienza, che dia a Saracco anche la possibilità di vedere alcuni movimenti che il portiere di esperienza fa. Prendiamo il portiere che ha preso il Foggia e che poteva tranquillamente venire a Cosenza. Abbiamo visto a Cosenza, ha fatto 2 grandi parate, anche il rigore aveva parato, perché quello ha l'esperienza, probabilmente conosce anche i giocatori avversari perché li ha visti e sa come controllarlo. L'errore di Saracco qual è? Secondo me è che quella palla tu non la puoi andare con quella spinta, come diceva Franco, a telecamere spente, con i 2 piedi a terra e quindi la spinta ma tu devi andarci per cercare, fai un passo avanti e te la vai a prendere quella palla e te la porti. Se tu ci vengi vai per respingerla, e lì in quel momento c'è stato il difensore rosso che ha peccato di saltare, c'è stato mentre l'attaccante del Foggia che purtroppo ha fatto il gol. Se no parliamo solo del secondo Cosenza. me Io devo introdurre il Crotone, perché il Crotone, voglio dire, dicendo che secondo me in questo momento se c'è la possibilità tra i 2 portieri che abbiamo di far fare un po' di panchina a Saracco, secondo me non sarebbe male per lui e probabilmente si rassererebbe un pochino la situazione. È un Minelli, ti sei trovato in qualche situazione quando il portiere era un po' in difficoltà in qualche squadra? Sì, però gli errori li fanno tutti, dagli errori si impara, quindi la prossima giornata non farà sicuramente questo errore. Sì, anche perché Saracco, come dicevo prima, insomma, è stato autore di 2 ottimi interventi, che poi il Brescia non è stato Stiamo concentrando una discussione sul portiere, sì. Lui dice non dobbiamo criminalizzare, ma l'abbiamo già fatto. Se sono 15 minuti che parliamo solo del portiere, l'abbiamo già fatto. Io credo che proprio non se ne debba parlare, cioè c'è stato un errore collettivo, magari l'errore del portiere si nota ancora di più, ma c'è stato un errore del reparto difensivo, però bisogna anche tirare in porta, far gol, abbiamo dei giocatori importanti davanti che a volte si smarcano poco, si muovono poco senza palla, quindi bisogna, ecco, se no perché ci sei andiamo tu che sei a colpevolizzare un ragazzo che gioca da estremo, e quando giochi da estremo se sbagli perdi la partita. Anche perché, voglio dire, se mi consenti Franco, io tornerei anche, prego. Questa è una squadra di progetto, è una squadra a cui la città e l'ambiente sportivo e anche tutti gli addetti ai lavori devono molto, singolarmente bisogna anche secondo me dare la possibilità a dei giocatori di avere dei momenti di appannamento. È chiaro che è troppo facile ora imputare delle cose,
Però questo Cosenza, che è così bello da vedere, così che gioca in maniera volitiva, che entusiasma soprattutto deve essere un poco più pragmatico, anche sotto pratico. Allora, non è che mi piace fare il pompiere, nasce incendiario e finisce pompiere, no, però francamente un po' di logica alle cose che vediamo bisogna pur darla. Il Cosenza ha vinto una sola partita, ne ha perse 3, perché l'altra l'ha persa a tavolino, le altre le ha pareggiate. Evidentemente c'è qualche problematica in questa squadra, ma non una problematica da stare tristi, una problematica da risolvere. In questa frangente la squadra invece, secondo il mio punto di vista, dal punto di vista emotivo, ambientale e anche della logica e della logicità dei fatti, va sostenuta. Già domani c'è una partita eccellente per far vedere che la squadra va premiata per la sua abnegazione, per la sua volontà. Sono dei ragazzi encomiabili. Io so che lo spogliatoio è unito, duro come una pigna, sono tutti protesi all'obiettivo. Franco, scusami. L'ultimo, perché devi introdurre il Rende, ci sono che ci state deve anche delle lasciare fasi Minelli. di crescita, no? Vogliamo vedere Tutino dall'inizio del campionato adesso, cioè questi sono ragazzi che bisogna dargli il tempo anche di crescere. La Serie B è un banco di prova eccezionale per ragazzi di 20 anni. Tutino nelle ultime partite, oltre che a far gol, ha migliorato anche le prestazioni, lo farà Saracco, lo faranno pian piano, lo faranno anche gli altri. Però Abbiamo sempre detto che ci voleva un po' di tempo di rodaggio per ambientarsi. Tutto il gioco, abbiamo visto anche col Brescia, abbiamo giocato meglio in alcuni momenti, però quando siamo andati sotto porta purtroppo abbiamo fatto Quindi vedi che non è un problema solo di Saracco. Ma Franco, ma non è che io non è che ho criminalizzato Saracco, io ho detto che Saracco è un buon portiere che però probabilmente in un momento di appannamento anche Buffon ha fatto la panchina. Dove sta il problema? Purtroppo non c'era alternativa a Saracco, diciamo l'alternativa in questo momento ci sarebbe, se ci sarà. Allora se c'è, abbiamo il vice. Scusatemi, se no da casa non capiscono, No, il portiere l'abbiamo perché giustamente abbiamo un portiere nazionale. Abbiamo un giocatore che ha giocato con la nazionale Under 19, che c'era fuori nella Fiorentina, che è il vice ed è vice campione d'Europa. No. E allora qual è il problema? Poi ha giocato anche poi, sono scelte dell'allenatore. Giusto. Entriamo nel novero. Sono scelte dell'allenatore. Allora, Andrea Minelli, se Enzo Leonetti, se no si continua a parlare. Domani c'è una partita importantissima contro questo Pescara, la tua ex squadra, è prima in classifica. Beppe Pillon è un ottimo allenatore, l'allenatore praticamente insieme a Braglia sono i due esperti della categoria, perché 62 anni Pillon, 63 il nostro tecnico Piero Braglia. Enzo Leonetti, mi fai vedere gli highlights, li facciamo commentare a Minelli, visto che poi ci deve lasciare, di Virtus Francavilla Rende. Rende, come dicevo prima, ha vinto per 2-1 proprio con un gol sul calcio di rigore di Minelli e un altro di Giannotti proprio nel finale. Ecco, allora, se ce li commenti, sì. Minelli, ti faccio fare un po' da commentatore sportivo, vai. Okay. All'inizio siamo partiti subito forti con... e qui c'è il calcio di rigore. C'è il calcio di rigore. Viene atterrato? Vivacqua. E tu che vai sul dischetto, giusto? Sì. Quindi esatto. Minelli porta in vantaggio il Rende. Poi abbiamo avuto un po' di difficoltà, abbiamo preso questo gol su calcio di punizione. Il solito Foloruscio. Sì, esatto. E poi il mister ha messo in campo Giannotti e abbiamo vinto la partita. Loro era in 9 però. Sì, perché loro hanno avuto espulso un giocatore prima. Sul rigore. E sul rigore e poi un altro giocatore, però sul finire. Fantastico, voglio dire, no? Però i portieri stanno lì anche per fare degli errori. Dicevo che lui ha detto che hanno finito in 9, perché un giocatore della Virtus Francavilla in occasione del rigore che poi ha realizzato Minelli stesso era stato espulso, mentre sul finire mancavano pochi minuti e quindi una vittoria importante per il Rende, che vi proietta in alto. E poi ecco, vuoi mi introduci per favore questo derby con la Regina, visto che poi ci devi lasciare? Adesso prepariamo questa partita in settimana, abbiamo sempre un derby, quindi è una partita molto tosta, difficile. Loro è una squadra che mette tanta grinta, cattiveria, va a 1000 e noi andremo sempre al massimo come abbiamo sempre fatto. Benissimo, grazie a Minelli. Allora dalla regia andiamo a vedere gli highlights di Crotone Salernitana, li commentiamo e poi sentiamo Stroppa, che come al solito ha avuto che dire contro la sua squadra. Vediamo gli highlights di questa partita. Grazie Leonetto. Ecco qua, Crotone in maglia rosso-blu, maglia bianca per la Salernitana, che era passata in vantaggio con un gol di Bocalon all'inizio del secondo tempo. E poi sui titoli di coda, questo è Giovannino Stroppa, sui titoli di coda c'è stato il pareggio di Simi, che aveva nel frattempo sostituito
Stojan. L'arbitro è il signor Ross di Pordenone, quello guarda caso Alessandro di Cosenza Verona, che non ha fatto giocare. È tornato. È tornato, me lo fai, me lo inquadri Leonetti, il signor Ross di Pordenone, poi me lo inquadri, dai. C'è la Salernitana sempre in avanti, però poi Di Tacchio spedisce praticamente alto. E ancora la Salernitana, qui c'è Cordaz molto che disturbata dal vento la partita. Sì, disturbata dal vento, sì. Che mette praticamente in angolo la palla, ancora un calcio d'angolo, smanaccia Cordaz, sempre la Salernitana che si fa vedere dalle parti dell'area del Crotone, questo non lo ha digerito Stroppa. Un tiro di Yellov, eccolo qua, ex Cesena, si perde alto sulla traversa. Ancora la Salernitana in avanti, Yellov che tira e si distende Cordaz alla sua destra e blocca la palla. Questo è sempre nel primo tempo. C'è una rovesciata sempre di Yellov che si perde al lato esterno della rete, eccola qua. E insomma la Salernitana ha spinto Alessandro in questi primi 45 minuti. Sì, una squadra... E qui vediamo il gol, perché c'è una battuta d'angolo, dovrebbe esserci il calcio d'angolo e poi il gol... no, qui finisce il primo tempo. Ecco il signor Rosso di Pordenone, eccolo qua. Lo abbiamo inquadrato. Che signore! Cross a destra, la Salernitana ancora in avanti, e ci provano dalla distanza i giocatori appunto campani, la palla termina alta. Ancora un colpo di testa e qui c'è il gol da battuta d'angolo di Bocalon, eccolo qua, ex giocatore della Salernitana. Bocalon è uno che ha il gol nel suo DNA. Palla dalla, visto Franco mister? Arriva una palla da calcio d'angolo, una spizzata di testa. Gol in tutte le categorie. Bocalon, dove ha giocato ha sempre fatto gol. Cerca di chiudere la partita alla Salernitana, però non riesce qui ad andare sul 2-0 e si vede finalmente il Crotone dalle parti del portiere Micai, portiere della Salernitana. E il pareggio, come dicevo, arriverà sui titoli di coda, perché poi ci sarà Simi che entrerà ad un quarto d'ora dalla fine e prenderà il posto di Stojan. Ancora Crotone in avanti, il tiro dalla distanza, qui si distende benissimo Micai e devia appunto la palla. Cross dalla sinistra di Martella, colpo di testa del nuovo entrato Simi. Simi insomma toglie sempre le castagne dal fuoco. Qui Micai evidentemente è coperto. Schiaccia bene Simi però. Sì, schiaccia bene, lui forse vede all'ultimo minuto partire la palla e quindi c'è il pareggio del Crotone. E allora abbiamo visto il pareggio, sentiamo Giovannino Stroppa, Enzo Leonetti. Stroppa, l'allenatore del Crotone, vediamo ieri sera dopo la partita quello che ha detto appunto nel post gara. Grazie. Prima delle vostre domande volevo soltanto dirvi una cosa. Abbiamo saputo della tragedia che è successa questa notte, quindi a nome della squadra volevo mandare un grandissimo abbraccio alle famiglie e a chi sta vicino appunto alle vittime. Mi sono rotto le scatole di guardare gli avversari che vanno in porta con questa facilità. Adesso, al di là del calcio d'angolo, però per come l'abbiamo procurato è assurdo che un mio giocatore in possesso di palla possa gratuitamente concedere il calcio d'angolo, poi gratuitamente concediamo il gol, dopodiché incomincia la nostra partita. Non esiste che una squadra normale possa concedere questo, e non esiste che il Crotone, che deve fare un certo tipo di campionato, soprattutto qua, debba faticare, tra virgolette, perché poi secondo me la partita, per come si è esposta, forse è stata una delle partite, ma senza offesa per la Salernitana, più facili, perché c'erano tutte le linee di passaggio, con niente potevamo arrivare al gol. Probabilmente il primo tempo c'era un po' di vento contrario, la Salernitana ci ha messo alle corde su 3-4 consecutivi calcio d'angoli, però dal calcio d'angolo, dove abbiamo preso gol, noi siamo usciti fuori, quindi la responsabilità è del sottoscritto. La responsabilità è del sottoscritto, ha detto Giovanni Stroppa. Allora, Alessandro, commentami questo dire nel post partita, c'era stata l'adrenalina a 1000 come al solito, però Stroppa non è la prima volta non è stata una notte tranquilla a Crotone, sì, perché la posizione di Stroppa ancora non ci sono conferme, però insomma non è proprio stabilissima, perché lo dice già il tono delle parole di Stroppa, non mi sembra
una situazione molto lineare, no, mister Giugno? Perché un allenatore che dice in maniera così perentoria attacca la squadra, poi a un certo punto forse si rende conto di aver detto forse troppo e fa retromarcia, dice che è colpa sua. La responsabilità. In mezzo a questo c'è una dirigenza, un club che in maniera molto importante ha realizzato una squadra che vuole e vorrebbe nelle prime due piazze, quindi c'è qualcosa che non quadra. Mi sembrano tutte le stesse partite queste del Crotone, almeno nell'esposizione dei fatti. C'è questo Crotone che becca, poi prova a rimontare e poi finisce così. Sì, può anche andare avanti a lungo, perché poi la Serie B ti consente di rientrare, quella Serie B che conoscevamo. Questa 19 non lo so. In mezzo ci sono una serie di pourparlers con vari allenatori che potrebbero preludere da un momento all'altro, prima, dopo Lecce. Siamo ancora sul chi va là, abbiamo provato anche in questi istanti a cercare di capire qualcosa di più, però chiaramente a Crotone stanno facendo le opportune valutazioni e Stroppa non è che abbia dato un'immagine molto tranquilla della situazione. Assolutamente. Franco Giugno, tu fai l'allenatore, insomma, guarda, quando un allenatore si presenta in sala stampa e dice quelle cose... Al di là della conferenza stampa, quantomeno nervosa molto dell'allenatore, ma comunque io credo che non c'è niente da fare, è il malcostume nostro che porta sempre comunque, no, a parlare dell'allenatore, se la squadra non vince 2 partite, vedi Gattuso, vedi, insomma, cioè, il Crotone ha 11 punti, quindi la Serie B, anche se non è più a 22, comunque è abbastanza lunga. Le squadre, come abbiamo detto all'inizio, sono abbastanza raccolte in pochi punti, sì. I valori tecnici di questa squadra sono importanti, quindi io credo che tutto questo accanirsi contro il tecnico, contro la squadra da parte della tifoseria o dei dirigenti non abbia proprio senso dopo 9 giornate. Credo che bisogna farla lavorare la squadra, bisogna farla crescere. Lui è vero che lui ha fatto un'analisi spietata nei confronti dei giocatori, però addossandosi la responsabilità evidentemente di non trasmettere no, il suo modo di pensare ai giocatori, cioè se loro si comportano in quel modo è perché lui non è bravo a trasmettergli sicurezza, motivazioni, soglia d'attenzione altissima per non commettere quelle sciocchezze che dice lui. Quindi si assume le responsabilità, come sta facendo da un mese a questa parte Gattuso al Milan, quindi non lo so, cioè, il Crotone non sta rispettando appieno i pronostici della vigilia, però il campionato è appena iniziato, i valori può essere pure che ancora tutti quei giocatori che sono venuti giù dalla Serie A stanno facendo fatica a calarsi nuovi nei panni di un campionato, come diceva Alessandro, dove non ti regala niente nessuno, dove anche un pezzo di pane te lo devi sudare ogni 30 secondi. E quindi qualcuno di questi ancora non si è calato nella realtà della campionato di B. Magari da domenica prossima esploderanno e faranno una grande stagione. Minelli, mi vuoi dire qualcosa in chiusura, visto che devi andare via sul Crotone e sul Cosenza? Ma io do pienamente ragione al mister, che comunque dei giocatori magari hanno questo salto che non sono ancora dimensionati. Comunque sono 2 ottime squadre che possono fare bene in Serie B e niente da dire. E lo speriamo tutti, così come tutte le squadre... Budimir è riconoscibile, eppure le squadre calabresi. 2 anni fa, 3 anni fa fece 20 gol in B. Sì. Un po' di depressione dalla A alla B prende, per un mese, 2, 3, le scorie te le porti appresso. Fammi sentire Aldo, perché poi andiamo in pubblicità. Io ho tralasciato di vedere Napoli-Roma e ho visto Crotone e Salernitana. Che buon gustaio che sei. No, onestamente io devo essere sincero, a me il Crotone non è piaciuto. Ma lui praticamente non è un amante di Stroppa, l'ho sempre detto, devo essere onesto, l'ho sempre detto Aldo. L'ho sempre detto. Una squadra molto lenta, una squadra che passeggia in campo e non una squadra secondo me che gioca in modo ancora a ruffone, probabilmente è quello che diceva mister Giugno, la squadra non ha assimilato, non si è calata in questa realtà della Serie B, pensa ancora di essere in Serie A, sono giocatori, perché l'organico del Crotone è il migliore secondo me che c'è nella categoria. Comunque le dichiarazioni di Stroppa mi lasciano assolutamente sorpresi, perché chi ha visto la partita e chi un pochino mastica il calcio deve dire che il Crotone ha
meritava di non pareggiarla la partita. Poi negli ultimi 5 minuti il Crotone ha avuto anche l'occasione proprio per vincere la partita, ma se dovessimo analizzare la partita nella sua interezza, devo dire che la squadra non mi è piaciuta, tant'è che non è piaciuta a me, ma non è piaciuta anche al poco pubblico, perché ha preso anche il pubblico il Crotone. Ieri c'erano pochissimi gesti. Ma non è piaciuto nemmeno all'allenatore, lo ha detto. Non è piaciuto al pubblico, che alla fine ha fischiato l'andamento della partita, quindi ha criticato fortemente la squadra e probabilmente nei fischi c'era anche l'allenatore, credo, ecco. Grazie ad Aldo. Io prima di andare in pubblicità lo inquadriamo, ringrazio Minelli, difensore centrale del Rende, per aver partecipato alla nostra replay. Grazie a voi. In bocca al lupo per il futuro e naturalmente per il prossimo derby che si giocherà, lo ripeto, sabato al Marco Lorenzano, sabato prossimo, con inizio alle 20:30. Grazie. Pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte di replay, abbiamo salutato il difensore centrale del Rende che ci ha lasciato per impegni precedentemente assunti, Minelli, e allora si stava parlando di questo Crotone. Per chiudere, giusto, Alessandro, dicevi che insomma le acque sono agitate, abbiamo fatto un giro, abbiamo sentito il mister Giugno, abbiamo sentito anche Aldo Ceno, vedremo e naturalmente monitoreremo la situazione, perché anche il pubblico, caro mister Giugno, non è molto contento di quello che sta facendo la squadra, non è contento dell'allenatore, non sono in sintonia in questo momento, questa è la verità, non c'è sintonia tra le varie componenti che all'epoca portarono poi il Crotone in Serie A, questa è la verità dei fatti. 13.000 quando si è primi, tu dici ma mo che stai facendo una battaglia, no, contro i mulini a vento. Non è una questione di battaglia, è un atteggiamento mentale del nostro calcio, è così. Cioè, in Inghilterra gli stati sono pieni sempre, o vinci, perci. Voglio dire, il Crotone non è mica ha vinto la Coppa dei Campioni 2 anni fa, o c'ha 36 campionati di Serie A, perché il pubblico debba pretendere sempre uno spettacolo eccelso. Cioè, intanto tu vai allo stadio in 8.000, in 10.000, sostieni la squadra, perché già la Serie B è un bel lusso per una cittadina come Crotone, non è che stiamo parlando che fanno l'eccellenza, questo è il concetto. Poi, benissimo, allora io volevo introdurre il prossimo turno della Serie B, perché come abbiamo detto si gioca immediatamente, si è giocato sabato, il Crotone ha giocato invece domenica sera, vi abbiamo fatto vedere gli highlights contro la Salernitana 1-1, però il Crotone giocherà giustamente con un giorno di ritardo, mentre le altre giocheranno martedì, il Crotone giocherà a Lecce esattamente mercoledì. Allora andiamo a vedere il prossimo turno, per cortesia con questi telefonini se li vogliamo spegnere, gentilmente, grazie. Allora, il prossimo turno, eccolo qua, Ascoli Verona, poi Carpi Palermo, Cittadella Foggia, Cosenza Pescara, Cremonese Venezia e Lecce Crotone che si giocherà mercoledì, abbiamo detto, Perugia Padova, Salernitana Livorno e Spezia Benevento. Insomma, c'è una partita interessante, però io partirei naturalmente da Cosenza Pescara, una partita, come dire, dal sapore antico ma sempre attuale, sempre moderna. Ormai ci saranno questi remake, è vero. Ogni settimana ci sarà un ritorno all'antico. La Realpolitik del campionato dice che sarà una partita molto difficile, ancora più difficile perché il Pescara ha perso in casa, però mi sento di dire che il Cosenza, soprattutto tra le mura amiche, con il sostegno del proprio pubblico, che chiaramente non farà mancare la sua cornice importante, una gara alle 21 in notturna, può secondo me fare una grande gara e cercare di tirare fuori un risultato importante, perché il Cosenza ha bisogno dei 3 punti senz'altro e ha gli strumenti per coglierli i 3 punti, soprattutto se si evitano delle amnesie in alcune fasi della partita e se si è un po' più pratici davanti, perché con il Foggia si è stati pratici, siamo riusciti a essere pratici, perché le occasioni sono state messe a buon fine, mentre in altre situazioni in casa si è passati in vantaggio e poi si è tenuto il ritorno degli avversari. Il Pescara, come diceva bene Franco, si trova, Franco e anche intendevo Franco il mister Giugno, si trova in testa alla classifica un po' a sorpresa, quindi non facciamoci impallinare dai numeri della classifica. Io credo che quando parlavo di polarizzazione della classifica mi riferivo a Benevento e a Verona, che sono già lì sopra, che secondo me sono le 2 favorite insieme al Crotone.
mentre il Pescara è un outsider, è una squadra che il Cosenza può battere, soprattutto se prende ad affrontarla come ha affrontato il Foggia, senza alcun timore reverenziale, andando a prendere gli avversari alti, evitando di giocare nella nostra tre quarti ad attendere di prendere gol, perché abbiamo dimostrato chiaramente, pur essendo una squadra che ha dei difensori rocciosi e arcigni, di non saper difendere nulla, lo dico in senso laterale, perché ogni volta che abbiamo abbassato il baricentro abbiamo beccato gol. Quindi partita bella, che merita una grande cornice, con un Cosenza chiamato alla vittoria. Ed arriva l'arbitro designato per la partita Cosenza-Pescara, si giocherà martedì sera alle ore 21, è il signor Guccini di Albano Laziale. Franco Giugno, che cosa vuoi aggiungere su questa partita di martedì tra Cosenza e Pescara? Basta ripetere la prestazione col Foggia, dove la squadra... Arriva la capolista, arriva la capolista. Ma io è una capolista un po' così. Che sta lì per caso? Credo di sì. Perché i valori tecnici di questa squadra, almeno alla vigilia, non lasciavano presagire un campionato così importante, quindi non dobbiamo fasciarci la testa prima di rompercela, perché probabilmente il Pescara è sicuramente alla nostra portata. Bisogna andare ad attaccarli come abbiamo fatto col Foggia, con grande positività, andando a prendere i loro palleggi già al limite dell'area, come abbiamo fatto 2 domeniche fa. 2 domeniche fa c'è stato il connubio risultato e bel gioco, perché la squadra ha espresso a tratti un ottimo calcio, imponendo i suoi ritmi, imponendo il suo gioco, realizzando 2 gol di ottima fattura e mandando a casa battuta una squadra che in quel momento probabilmente era la più in forma del campionato. Ci possiamo ripetere assolutamente contro il Pescara senza nessuna remore, psicologicamente devono essere liberi i ragazzi, perché comunque le prestazioni questa squadra le sta facendo. Sì. Se dovessimo dare un giudizio in base alle prestazioni, il Cosenza meriterebbe almeno 4-5 punti in più, il che vuol dire che se la può giocare alla grandissima. E questo lo ha detto Braglia anche qui qualche settimana fa, quando è stato ospite proprio al posto tuo. Aldo, allora inquadriamo questo Cosenza-Pescara. C'è stato il presidente Guarascio, che salutiamo, Eugenio Guarascio, che ieri praticamente attraverso il sito ufficiale del Cosenza Calcio ha rivolto un invito ai tifosi. Il Cosenza ha sostenuto quello che ha detto testé Franco Giugno. E il Cosenza sta giocando bene, a Brescia non meritava questa sconfitta che effettivamente ha lasciato un po' tutti i tifosi e gli addetti ai lavori con l'amaro in bocca, però dice, a questo punto invito i tifosi a venire al San Vito a sostenere la squadra, perché in campo come avversario ci sarà la capolista che è il Pescara. Ma per la verità, quindi cosa dici di questa dichiarazione di Guarascio? L'appello di Guarascio del Presidente è necessario e anche opportuno, ma secondo me la necessità non c'è, perché il pubblico di Cosenza in queste partite ha dimostrato di essere fortemente attaccato alla squadra e non ha fatto mai mancare il suo apporto, soprattutto in casa ma anche fuori casa. Ieri erano 500 persone a Brescia, e Brescia non è a uno schioppo da Cosenza. Quindi secondo me è una partita dove ieri il Pescara è incappato in una sconfitta interna contro il Cittadella. Il Cosenza deve ripartire, come dice sia Alessandro che mister Giugno, da questa partita deve dimenticare immediatamente quello che è successo a Brescia. Perché commentare questa partita a Brescia mi dà talmente fastidio, perché non meritavamo assolutamente di perdere e purtroppo l'abbiamo persa. Incominciamo di nuovo, ripartiamo dalla partita col Foggia, cerchiamo di essere determinati, cattivi caloristicamente, giocando da squadra provinciale, e probabilmente alla fine il risultato deve sorridere al Cosenza, perché se il risultato dovesse sorridere al Cosenza, come io spero, poi abbiamo altre 2 partite importantissime e possiamo giocare con tranquillità sia a Palermo che poi la prossima in casa. Quindi Braglia sa quello che deve fare, sa la squadra che deve mettere in campo, sa soprattutto una cosa, che la squadra finalmente probabilmente si è tolta quella paura che prima aveva. Adesso è una squadra diversa, anche se abbiamo capito come abbiamo perso, lasciamo stare, andiamo avanti, cerchiamo l'armonia nel campo, nello spogliatoio, sono d'accordo con Alessandro, è una squadra fortemente motivata, una squadra compatta, e questo la dice lunga su questa partita, e se la facciamo rossa facciamo una cosa buona e giusta. Grazie Aldo. Allora c'è la situazione anche degli infortunati che va monitorata, perché Bruccini a Brescia è uscito per un problema alla spalla
Gli infortunati erano tanti prima di Brescia, si spera di recuperarne qualcuno, tipo il di Piazza della Situazione o magari lo stesso Bruccini. C'è Dorazio che c'è un problema alla caviglia più no che sia al momento, insomma. Vedremo poi quelle che saranno le scelte dell'allenatore, perché se non dovesse esserci Bruccini lì andrebbe rivisto poi la situazione in mezzo al campo con Palmiero, Mungo, Carritane e magari probabilmente Verno, Varone, non lo so. Bisogna correre di più del Pescara, esatto, perché tecnicamente il Pescara, nonostante non sia proprio il primo pelo del campionato, è pur sempre una squadra solida con Fiorillo, Campagnaro, esatto, Memusciai, Machin, Brugman, Monachello, Cocco, insomma i giocatori ci sono, non è che arrivano l'armata Brancaleone, sono in testa alla classifica, hanno dalla loro parte il fatto della continuità tecnica, perché Bepi Pillon ha la possibilità di aver preso la squadra già lo scorso anno, l'ha salvata, adesso la sta gestendo. Ma il Cosenza non può fare differenza, e questo è il mood del campionato. Il Cosenza o arriva il Palermo, o arriva il Lecce, o arriva il Pescara, in casa deve vincere, anche perché il prossimo trittico è un trittico che sulla carta fa tremare i polsi, ma il Cosenza ci ha abituato a trovare nelle maglie della propria anima delle giocate importanti. Vero. Di fronte però abbiamo un avversario vero, quindi il Cosenza si salverà, solo se tutte le componenti saranno pari alla forza dello spogliatoio, unite, e mi piace ricordare che il San Vito Marulla può fare la differenza, soprattutto di notte contro un avversario che arriverà carico, ma il Cosenza in casa può farcela. Cosa dire? Serviranno delle giocate importanti, il talento dei nostri giocatori e coraggio, la squadra deve giocare con coraggio, non abbiamo nulla da perdere, il Cosenza può battere, soprattutto alle caratteristiche per mettere in difficoltà delle squadre che arrivano un po' più snobbettine da noi, come il Foggia. Il Foggia è arrivato, ha delle caratteristiche similari forse sotto alcuni aspetti, anche se ha buoni giovani anche il Pescara. Bisognerà vedere come giocherà. Se riusciamo a prendere il pallino del gioco come vuole Braia, abbiamo buone possibilità di farci, altrimenti sarà. Io ti do le ultime, le dichiarazioni di Pillon questa mattina sul Corriere dello Sport, che si è assunto la responsabilità di questa sconfitta, come difficilmente fanno gli allenatori. Ha detto che ha cambiato dal 4-3-3, è passato al 4-3-1-2, e dal punto di vista tattico il Pescara ha perso tanto, ha perso anche la partita in casa contro il Cittadella. Quindi al San Vito martedì sera alle 21 vedremo nuovamente il 4-3-3 di Pillon, originario, perché sta lavorando già Franco su questo modulo già dall'anno scorso, da quando è arrivato in effetti. Sì, il vantaggio di questa squadra è che c'è l'allenatore che lavora con questi giocatori da praticamente quasi un anno, quindi conosce pregi e difetti degli atleti che ha a disposizione. Io ripeto, il Pescara è sicuramente una buona squadra, anche perché non è che puoi fare 18 punti così, insomma, perché la divina provvidenza te lo concede. Giusto. Te li devi guadagnare sul campo. Credo che sia comunque una squadra alla portata del Cosenza, di quel Cosenza, ripeto, che abbiamo visto giocare col Foggia. Cioè il Cosenza che abbiamo visto giocare col Foggia non può temere nessuno, dal punto di vista sia del gioco, sia per quanto riguarda la qualità del gioco, sia per quanto riguarda la qualità dei singoli. Vorrei ricordarvi il colpo da biliardo di Tutino, che se lì quel gol lo fa Cristiano Ronaldo se ne parla per 25 mesi. Vero. E quindi è una squadra che deve attaccare alto l'avversario, come ha fatto l'altra volta, nelle capacità tecniche di questi giocatori attaccare alto l'avversario senza nessun timore reverenziale, e se propone quel tipo di gioco proposto contro il Foggia, è ovvio che ogni partita fa storia a sé, però il viatico per centrare un'altra vittoria è buono. Aldo, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti passiamo a Lecce-Crotone, inquadriamo anche Lecce-Crotone. Per dire che in effetti poi questa partita immediata dopo Brescia, secondo me, è bene che si giochi subito. Arrivi subito. Immediatamente tu trovi, puoi ribaltare subito la situazione che si è creata a Brescia. È chiaro che un Bruccino a centrocampo ti dà molta più fiducia di un altro Dorazio sulla fascia, cioè il Cosenza però ha una rosa importante. Il Cosenza adesso bisogna vedere a centrocampo se Bruccini dovesse venire meno chi giocherà. Onestamente io penso che Palmieri e Garritano hanno chance come Mungo, poi il resto non lo so. Io onestamente su alcuni centrocampisti ho qualche riserva, però me la tengo per me
speriamo che a gennaio cambi qualcosa, insomma. Allora lo ricordiamo, martedì sera al San Vito Marulla si giocherà alle ore 21, si giocherà, eccolo qua, questa infrasettimanale tra il Cosenza ed il Pescara, mentre il giorno dopo, sempre allo stesso orario, Lecce e Crotone. Torniamo in studio, Alessandro, vogliamo introdurre questo Lecce che è una squadra che sta giocando un buon calcio. Io l'ho vista un po' di volte praticamente in TV. C'è anche pure dei giocatori, ha un'arma in più che secondo me è il direttore sportivo che è molto bravo, poi chiaramente una squadra... Mauro Meluso, che lo salutiamo Mauro. Ha delle caratteristiche tecniche di livello. E adesso c'è la Mantia che sta andando in gol ogni settimana. La Mantia lo conosciamo, non dico che l'abbiamo creato noi, però insomma qualcosina gli abbiamo dato alla Mantia. La Mantia lo conosciamo bene, quest'estate il bravo attaccante avrebbe anche sposato con piacere la causa del Cosenza, ma Cosenza non ha provato ad acquistarlo, lo voleva forse in prestito, non lo so o non ricordo precisamente la formula, ma comunque diciamo c'ha giocatori che possono mettere in difficoltà. Il Crotone non è certamente all'ultima spiaggia, bisogna vedere che Crotone va. Un Crotone in preda ad una crisi di nervi come quello che abbiamo visto nella retorica di Stroppa, oppure con il nuovo allenatore in sella che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Vediamo, perché sarebbe una partita diversa, perché il cambio di allenatore... Franco, tu mi insegni che in un certo senso produce un'attenzione. Anche a livello adrenalinico sicuramente dà qualcosa in più. Niente, che mi dici di questa partita, Franco, di Lecce? È una partita che Lecce-Crotone. Sicuramente dai contenuti tecnici molto elevati, perché tra le due squadre ci sono bravissimi calciatori a ghiosa. Molto tecnici, molto tecnici. Sarà una buona cornice di pubblico, tra l'altro, perché il Viare Mare risponde sempre molto bene al richiamo della propria squadra come pubblico, quindi il Lecce sta rispettando il pronostico della vigilia, una squadra costruita per fare bene, una specie di mina vagante per il campionato, dove cercare di fare un campionato di media-alta classifica senza l'assillo di dover lavorare per forza per arrivare nelle primissime. Io ho visto la partita, o quantomeno spezzoni della partita dell'altra volta. Ha giocato un secondo tempo sontuoso il Lecce, c'è stato un recupero, recuperare una partita in quella situazione non è semplice, quindi vuol dire che la squadra sta bene con la testa, sta bene con le gambe, quindi sicuramente sarà un bello spettacolo. Fammi sentire Aldo e poi andiamo a vedere la partita della Reggina che ha pareggiato con per 1-1 sul neutro di Vibo Valencia, appunto contro la Juve Stabia, è riuscita a fermare la Juve Stabia. È uno scontro tra due squadre. Come diceva Franco, il Lecce gioca un campionato, diciamo, tranquillo, può essere una sorpresa del campionato, perché poi a 13 punti, il Crotone ha 11 punti. Questa partita chi vince si mette in una posizione di classifica in alto, chi dovesse perdere rimane dov'è, probabilmente a 11 punti rischi di essere agganciato da qualche squadra che si trova nella zona destra, quindi zona di retrocessione. È una partita molto delicata, soprattutto per il Crotone. Benissimo, allora abbiamo detto tutto sulla Serie B, vediamo se Enzo Leonetti è pronto, non abbiamo al momento la rete, va bene, allora possiamo andare a vedere il prossimo turno della Serie C. Abbiamo il prossimo turno della Serie C, per cortesia? Allora, se abbiamo il prossimo turno, abbiamo già detto di Rende Reggina, che la Reggina ha fermato la Juve Stabia, il Rende ha vinto per 2-1 in trasferta contro la Virtus Francavilla. Eccolo qua, Catanzaro Bisceglie, Juve Stabia Casertana. Ricordiamo che comunque la Casertana gioca in posticipo contro la Vibonese questa sera. Juve Stabia Casertana è la partita clou. Juve Stabia Casertana, sì, un derby campano. Paganese Sicola Leonzio, poi Potenza Catania. Rende Reggina sabato alle 20:30, sabato prossimo Siracusa Cavese, Trapani Matera, Vibonese Virtus Francavilla e Viterbe Serieti è in calendario Calaressà, ma non sappiamo, ogni settimana stiamo ripetendo se la Viterbese ma stasera scenderà in campo. Dovrebbero giocare Catania Viterbese o mi sbaglio? No, è stata rinviata, è stata rinviata mentre c'è il posticipo, vabbè non si capisce più, l'abbiamo detto all'inizio, è stata rinviata mentre c'è il discorso della Vibonese che giocherà in posticipo a Casertana. La Vibonese giocherà in una settimana 5 partite là. 5 è vero, sì. Allora che vogliamo dire di questo derby? Che mi pare che sia la partita, insomma, calabrese. Reggina? Che sicuramente il Rende ha una chance importante per rimanere. Una squadra ringalluzzita con queste 3 vittorie consecutive. Ma io ti dico la verità, mi ero permesso di dire che l'avevo vista bene, poi la partita col Potenza ha un po' annacquato le cose. È una partita che ha la portata del Rende, anche perché è una squadra in fiducia,
e quindi una squadra in fiducia può fare sempre risultato. La Reggina non è che possa scherzare molto con la classifica, quindi verrà qui. Minelli mi sembra che era molto edotto, aveva già ben presente come gioca la Reggina, che corre, un'altra squadra di ragazzi che vuole far bene, vuole salvarsi. Sulla carta il Rende ha la possibilità di allungare in classifica, poi in Serie C andare a decriptare il significato delle gare non è mai facilissimo, tranne vedendo il Catania, forse la Casertana, un po' il Trapani. Le altre partite sono sempre un po' equilibrate in un certo senso. È un campionato assurdo per alcuni versi, perché il Catania deve recuperare una serie di partite, la Viterbese addirittura si è presa il lusso di autosospendersi, evidentemente qualcuno avrà dato il via libera a questa cosa. Vedremo, Franco, non so quando finiranno i campionati, a giugno, a luglio, ad agosto, li bloccheranno. Certo è che è una pantomima. Certo che domani il Consiglio federale, comunque il giorno 30, deve prendere sicuramente una soluzione, mi auguro definitiva, perché è diventata una barzelletta. L'indicatore è chiaro, no? La Viterbese non gioca, l'Entella non gioca. Ma lo vogliamo spiegare perché la Viterbese non gioca? Perché i nostri telespettatori, qualcuno dirà: ma perché non gioca la Viterbese? Spiega perché il presidente della Viterbese non voleva assolutamente far parte del girone in cui è stato inserito, perché le distanze tra una città e l'altra sono notevoli. E allora ognuno si alza la mattina, tipo far questo, ognuno fa quello che vuole, o no? Non lo so, certamente, ti ripeto, è un'annata nata un po' storta, che speriamo si concluda bene, e soprattutto che si concluda in maniera logica, perché questo turno di riposo per la Serie B è un assurdo, tecnico, pratico e anche, sotto il mio punto di vista, giuridico. Le due squadre che sperano di potersi invertire ci sono già. Sì. L'Entella spera di sparire verso la B e la Viterbese di andarsene dall'altra parte. Esatto, nell'altro girone, esattamente. Speriamo che con il nuovo Presidente federale ci sia al più presto la riforma dei campionati. Non è possibile andare avanti così. Non si può assistere più davvero a questi spettacoli orribili. Per quanto riguarda il campionato, credo che ci sia una netta divisione tra le squadre, anche se in questo momento il Rende è piacevolmente... Andiamo a vedere la classifica, Franco, scusa. Nella parte altissima. Ti sei chiamato la classifica, ecco, vediamo la classifica in sovrionetti della Serie C. Credo che ci siano 4 squadre che sono nettamente superiori a tutte le altre, sono Juve Stabia, Casertana, Catania e Trapani. Ecco, Franco, vogliamo leggerla questa classifica? Juve Stabia e Trapani al comando con 19 punti, il Rende al terzo posto con 18. Franco, magari forse pensavo che il Catanzaro potesse almeno per il momento fare meglio, nel senso a livello di questo volevo chiedervi. Però per il momento è fermo. Franco, il Rende 18 punti, dietro alle battistrada, Juve Stabia e Trapani che hanno 19 di punti. È una sorpresa piacevolissima, ti spiego anche perché. A differenza degli altri anni, questa è una squadra che gioca un calcio molto molto propositivo. Cioè Modesto è un allenatore che ama giocarsi le partite alla grande, senza aspettare mai l'avversario, con grande coraggio su questo 3-4-3 molto molto comunque spavaldo. Catanzaro e Reggina, una su 10 punti, Alessandro l'altra 8, la Reggina devono recuperare ancora la partita. Con questo ci possiamo spiegare anche la classifica del Rende, con questo ci possiamo spiegare anche le vittorie e le sconfitte. È un allenatore che gioca la partita sempre per vincerla, poi se la perde va bene, tanto ecco, il Rende incarna perfettamente la legge dei 3 punti. Aldo Cennamo, che mi vuoi dire di Catanzaro, Reggina e Vibonese? Ma per quanto riguarda 30 secondi per ognuno, perché siamo sui titoli di coda. Io ho visto Juve Stabia Reggina, la Reggina ha giocato 1-1, poi si è fatto un'autorete purtroppo. Ha recuperato, Juve Stabia prima in classifica, per cui è una squadra forte. Io penso che questo derby tra Reggina e Rende alla fine avrà un vincitore sicuramente, non credo a un pareggio. Potrebbe il Rende spuntarla, però stia attento a questa Reggina che è una squadra molto ma molto pericolosa. E allora ci dicono che siamo in chiusura, Mastro Filippo è stato l'autore dell'autorete, mentre Solini ha pareggiato poi per la Reggina che ha disputato una buona partita e come dicevo ha fermato sul neutro di Vibo Valencia Luigi Razza la Juve Stabia in campo neutro perché non è ancora agibile il Granillo. E allora vi ricordo che la Serie C tornerà sabato prossimo col derby Rende Reggina alle 20:30, mentre martedì alle ore 21 al San Vito Marulla di Cosenza ci sarà la sfida tra il Cosenza e la capolista Pescara e mercoledì invece giocherà il Crotone in quel di Lecce.
È tutto da parte di Franco Saghetto, vado a ringraziare Alessandro Russo come al solito, grazie a mister Franco Giugno per essere stato con noi, grazie per il contributo alla trasmissione, grazie al nostro compagno di avventura Aldo Cennomi e ringrazio naturalmente Alessandro Minelli che è stato nella prima parte con noi, difensore centrale del Rende. Noi ci vedremo lunedì prossimo, arrivederci, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.